Marmolada, respinti tutti i ricorsi sui confini, la funivia resta al Veneto. Allora, questo articolo sul Gazzettino nell'edizione nazionale, pagina 13 del fascicolo nazionale, in realtà è un po' sbagliato, perché non è la funivia che resta al Veneto, restano al Veneto le stazioni della funivia, perché il cavo, la funivia, le cabine sorvoleranno un territorio non più veneto. Però, premesso questo, l'articolo di Angela Pederiva sul Gazzettino nazionale è molto buono e vi consiglio di leggere questo se volete approfondire la questione dei confini, che ieri è arrivata ad una svolta perché ci sono state 2 sentenze su 4 ricorsi che erano stati presentati e praticamente i giudici amministrativi hanno respinto tutto. Cerchiamo di capire un po' meglio che cosa è successo. Il TAR del Lazio, dice il sommario, dichiara inammissibili le azioni incrociate tra bellunesi e trentini, salve le stazioni di Punta Serauta e Rocca, ma rimangono fuori pista e pertinenze. Questo è un virgolettato attribuito all'avvocato Enrico Gaz, che è uno degli avvocati che hanno seguito questi ricorsi. Allora, adesso leggiamo qualcosa, però credo che la fotografia che c'è sul Gazzettino sia molto emblematica e ci aiuta a spiegare meglio di tutto che cosa è successo. Io così comincio questa rassegna stampa di Radio Piave in Blu di mercoledì 15 marzo e saluto tutti voi, un saluto da Luigi Guglielmi, in particolare a chi ci segue su Radio Piave, ma anche a tutti quelli che ci seguono sui social. Amici di Radio Piave, oggi vi tocca andare a vedere sui nostri social questa rassegna perché vedete le fotografie e che veramente questa del Gazzettino è alquanto emblematica. Allora, guardate, in questo punto qui c'è la stazione intermedia della funivia, quella dove ha sede anche il Museo Grande Guerra della Marmolada. Quassù c'è la stazione finale della funivia, cioè quella sul punto più alto, a oltre 3200 metri, che poi è questa qua, questa che vedete nel riquadro. Tra una stazione e l'altra, il cavo della funivia e le cabine fanno questo percorso qua, ovviamente, cioè tagliano in linea retta e sorvolano il ghiacciaio o quel che purtroppo ne resta, il poco che ne resta. Che cosa hanno detto i giudici? Hanno detto che il confine corre, hanno confermato le sentenze purtroppo che danno ragione al decreto Pertini. Una volta il confine scendeva da qua, scendeva giù così in linea trasversale, quindi tutte le piste, tutti gli impianti, era tutto in provincia di Belluno. Adesso i giudici, Pertini ha detto che il confine deve correre su questa linea di creste, d'accordo, sulla linea delle creste della Marmolada, quindi lasciando tutto al Veneto, tutto al Trentino. Che cosa è successo ieri con quelle sentenze? Il giudice ha rigettato le richieste di Canazzei che avrebbero prodotto il taglio a metà della stazione sommitale, il taglio a metà della stazione di Serauta, perché volevano che il confine proprio fosse rigorosamente sulla linea come demarcata anni fa. Il giudice ha detto no, quella demarcazione era stata fatta con strumenti inadeguati, è giusto che le 2 stazioni restino in territorio veneto. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo le 2 stazioni che restano in provincia di Belluno, comune di Rocca. Il sorvolo comunque va fatto sopra il ghiacciaio, d'accordo, o quel che ne resta, come abbiamo detto, ma l'altra implicazione delle sentenze di ieri è che l'accordo dell'AI Galan del 2002 non vale niente, cioè ha ragione Canazzei a considerarlo nullo e a fare gli atti amministrativi che ritiene senza dover considerare i contenuti di quell'accordo, che erano in realtà orientati a salvaguardare le pertinenze delle 2 stazioni perché aveva senso, ma erano soprattutto volti a, non è che riportasse il confine a prima di Pertini quell'accordo, era volto soprattutto a fissare un tavolo di lavoro per lo sviluppo comune della Marmolada. 3 sentenze per 4 ricorsi, tutti inammissibili, dice l'articolo. Così ieri il TAR del Lazio ha chiuso, almeno in primo grado, il complesso contenzioso amministrativo tra Veneto e Trentino sui confini della Marmolada. Dunque tutto resterà così come era stato deciso, compresa la titolarità di Rocca Pietre sulle 2 stazioni dell'impianto di risalita reclamate da Canazzei, il che era il vero nodo della contesa, al di là delle rivendicazioni storiche. Cioè l'articolo dice Canazzei che cosa voleva? Voleva le stazioni della funivia alla fin fine, ma fin dai tempi dei primi ricorsi, questo intende dire l'articolo, e Canazzei non le ha avute. Però capite bene che se, come dice poi l'avvocato Enrico Gazza, adesso andiamo a vedere,
il confine corre esattamente lungo il muro e non si potesse in futuro neanche mettere il piede giù per terra, capite che comunque non è che puoi utilizzare quelle stazioni. Insomma, la conclusione è sempre la stessa: bisogna trovare un modo per andare d'accordo sulla Marmolada, sullo sviluppo della Marmolada, perché non si può farlo voltandosi le spalle. Dunque, nel caso di Pizzo Serauta, lo spartiacque naturale, dice la sentenza, determina l'intera insistenza in Veneto e quindi nel comune di Roccapietro dell'immobile, cioè la stazione dove c'è il museo. Quindi su questo non ci piove, è Rocca. Invece la stazione di Punta Rocca risulterebbe attraversata dall'originaria linea delle Cime, dice Angela Pederiva, ma virgolette, gli sbancamenti necessari all'ancoraggio del manufatto al terreno hanno determinato uno spostamento sulla sommità del monte, per cui la decisione di non far passare la linea di confine tra i fabbricati non costituisce scelta discrezionale, dice il giudice, difendendo la linea che l'Agenzia delle Entrate aveva tracciato e che Canazzei voleva annullare, bensì costituisce inevitabile conseguenza del mutamento dello stato dei luoghi a seguito della costruzione sulla cima della montagna della stazione dell'impianto di risalita. Traduzione che ne fa l'avvocato Enrico Gaz, difensore di Roccapietore: poteva andare peggio, perché Canazzei chiedeva il confine del 1911 che divideva a metà le due stazioni, ma il giudice ha detto appunto era tracciato senza i criteri moderni. Resta tuttavia fuori la pista, dice Gaz, e rimane aperto il problema dello scoperto di pertinenza, in quanto il confine coincide con i soli muri. Ma tant'è, l'impianto gestito dalla società Marmolada resta in Veneto, anche se il Trentino gongola per il ghiacciaio. Vabbè, c'è poco da gongolare, si sa che è suo. Sono stati respinti gli altri due ricorsi. Uno era stato presentato dalla Regione Veneto contro il comune Canazzei per contestare le deliberazioni con cui il Consiglio di Canazzei aveva disconosciuto l'intesa Galan del Lai e la Giunta aveva commissionato un incarico legale, ma per il TAR del Lazio il loro annullamento non determinerebbe alcuna mutazione nella definizione del confine, ovvero nella riproposizione cartografica dello stesso. L'altra impugnazione era stata promossa dall'impresa Marmolada contro i ministeri, lamentando il contenuto dei rilievi cartografici effettuati. Tuttavia, per i giudici amministrativi non vi è alcuna evidenza di come la determinazione dei confini possa pregiudicare la società esercente l'impianto di risalita. Insomma, come dice Gaz, poteva anche andare peggio, poteva anche andare meglio, perché di fatto l'attestazione che l'accordo di pace del 2002 è del tutto vana, quell'accordo del tutto vano, insomma non è un bel risultato per lo sviluppo comune della Marmolada, tanto più considerando l'atteggiamento estremamente aggressivo che ha mostrato Canazzei in questi anni, che ha cercato appunto di portarsi via due pezzi delle due stazioni funiviarie, insomma, quindi sì, non c'è di che gioire, ecco. Questo per quanto riguarda l'articolo che c'è in pagina nazionale sul Gazzettino, che mette la notizia come fotografia di prima pagina sul Nazionale: Marmolada, la funivia resta al Veneto. E come vi dicevo, si tratta di un titolo anche qui non proprio corretto, perché la foto si vede benissimo, vedete, questa è la funivia la stazione della funivia in cima alla Marmolada, questa è la stazione precedente, diciamo, nei tre balzi che la funivia fa. Queste due stazioni restano al Veneto, ma ripeto, per andare da qui a qui, cioè dalla stazione di Serauta alla stazione di Marmolada, si passa sopra il ghiacciaio trentino, quindi dire in generale che la funivia resta al Veneto è preciso fino a un certo punto, insomma, ecco. Va bene, allora, detto questo, vi faccio vedere la prima pagina del Gazzettino di Belluno, eccola qui, che ci parla di cose qualcuno direbbe anche più serie, la siccità, queste condizioni meteorologiche dovute probabilmente, con ogni probabilità, al mutamento climatico in atto, che qui da noi si stanno riflettendo in inverni sempre più asciutti. La pioggerellina di ieri di certo non è bastata a riportare il bilancio idrico ad una situazione ottimale, e così il titolo sul Gazzettino di Belluno in apertura è questo: siccità 20 giorni per scongiurare interventi drastici. Ci sono 20 giorni, deve piovere tanto in 20 giorni, se no tra 3 settimane bisognerà cominciare seriamente a razionare l'acqua. Pensate un po'. Abbiamo ancora 2 o 3 settimane di autonomia, dice il Lancio di Marsiglia, pagina 2.
Poi se non comincerà a piovere saremo costretti a sospendere l'erogazione d'acqua di notte dalle 22 alle 6. Attilio Somavilla, presidente di BIM GSP, parla del secondo anno consecutivo di difficoltà dovuti sia alla scarsità delle piogge, calate del 30-40% rispetto a 20 anni fa, ma anche dallo stato disastroso in cui versano gli acquedotti e i serbatoi della provincia. Dall'ARPAV intanto non giungono buone notizie. Fino a domenica, spiega il previsore di turno del centro di Arabba, non sono previste perturbazioni. L'acqua scesa nella notte scorsa è andata dai 3 mm per metro quadrato registrati a Feltre, quasi niente, dato minimo, ai 33 di Fortogna, di Longarone. Anche l'ARPAV parla di un secondo anno consecutivo di siccità. Se il meteo non aiuta, lo stato degli acquedotti peggiora la situazione. Negli anni non sono mai stati curati, spiega, perché tanto a Belluno pioveva sempre. Non è solo questo. Non sono stati curati perché non c'erano soldi, visto il clamoroso debito a cui il BIM GSP è stato condotto. Tutte le risorse sono state impiegate per cercare di risanare il debito, che aveva raggiunto in 10 anni 90 milioni di euro, quindi ricordiamoci insomma com'è andata. Parla Bottacin, vinta la battaglia sui canoni idrici, alla provincia 7-8 milioni in più. Fant, qui a pagina 3 che approfondisce. Quella dell'idroelettrico è una partita epocale, una pioggia di milioni per il bellunese e il primo esempio di autonomia realizzata. Lo dice l'assessore regionale Bottacin, che è tra l'altro assessore alla specificità di Belluno, parlando dell'ultima misura legislativa che porterà 7-8 milioni di euro in più all'anno, ed è tanta roba, oggettivamente. Pensiamo solo che i soldi per la manutenzione delle strade che sono venute a mancare alla provincia sono circa il doppio all'anno, no? Però tra avere o non avere in provincia 8 milioni di euro fa una differenza enorme. Neurologia a rischio, Feltre non ci sta, ne abbiamo parlato ieri. La neurologia è un servizio a mio avviso obbligatorio che non può essere tolto dall'ospedale di Feltre. Lavoreremo affinché venga garantito in entrambi i presidi ospedalieri del territorio provinciale. È ferma la posizione del sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, e mi sa che ha ragione. Borgo Valbelluna, corse in crisi, rally bellunese vicino alla resa, ne abbiamo parlato anche ieri. La foto centrale, Wambao ACC, lo sfogo di un operaio ACC Wambao che vuole lavorare. Noi, cassi integrati, siamo considerati delle nullità. Fant che approfondisce, pagina 8. In centinaia ieri per l'addio a Osvaldo Maioni, come si diceva ieri, l'anima del paese, no? Lui con la sua band, la festa delle bande, bellissima. È il titolo basso anche prima di Belluno, la notizia relativa ai confini in Marmolada, confini intatti, ma De Bernardin è deluso, e c'è la foto del sindaco di Roccapietro, Andrea De Bernardin, che poi come sappiamo è anche segretario provinciale della Lega. La cosa anche un po' strana è che in tutta questa partita non si sono mai più visti, i due presidenti della Regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, mentre Galan e Dell'Ai a suo tempo erano molto attivi su questa partita. Gli altri non si sono mai più visti, e il bello è che sono tutti e due della Lega, tra l'altro, com'è della Lega De Bernardin, ma insomma è una cosa che avremmo voluto vedere giocata in modo diverso. Tutto congelato in Marmolada, fa il riassunto Dario Fontanive. Respinti dal TAR del Lazio i due ricorsi di Regione Veneto e Comune di Canazzei sulla definizione del confine. Resta tutto invariato come venne sancito dal decreto presidenziale 82 e poi confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 98 del 98. La linea corre sullo spartiacque, e questo è un errore. Ora, se i trentini volessero realizzare un impianto che sale a Punta Rocca, potrebbero farlo senza passare per pareri e autorizzazioni venete. Allora questo anche non è perfettamente corretto, ma noi bellunesi non dobbiamo, come si può dire, continuare ad alimentare l'errore che la linea stabilita dai giudici, dal decreto Pertini, sia la linea dello spartiacque. No, è la linea delle creste, ma lo spartiacque non è quello. Lo spartiacque viene giù per il ghiacciaio più o meno in corrispondenza del vecchio confine annullato. Questo è giusto ricordarselo, perché quel confine aveva una logica. Cortina, Valpe, Helene Ghezze si dimette, però facciano tutti un esame di coscienza, dice. Dunque, la figlia dell'assessore lascia l'incarico di consigliere di amministrazione nella società Valpe Ambiente, che si occuperà della raccolta e smaltimento dei rifiuti a Cortina d'Ampezzo. La sua designazione aveva sollevato un certo clamore in quanto è figlia di Stefano Ghezze, assessore comunale esterno. E sapete, insomma, è facile dire, chiacchierare e dire ecco l'assessore ha sistemato sua figlia.
che sia o che non sia, c'è poco da fare nelle posizioni in vista dove si ha anche la possibilità di condizionare. Sarebbe meglio una certa trasparenza e limpidezza e insomma questa cosa magari anche condotta nei margini della totale legalità, però è una cosa che non si presenta benissimo, insomma, e si è arrivati a questa finale. Siccità altri 20 giorni, poi si inizia a razionare, sono all'interno, idroenergia 8 milioni in più all'anno. La lezione di Del Vecchio, restai qui. Pagina 4, Daniela De Donà che scrive dell'incontro al Comunale, il ricordo dell'avvocato Maurizio Paniz nella serata al Comunale di Rotary e Circolo Cultura e Stampa, nella presentazione del libro di Ebert, proiettati vecchi filmati del patron di Luxottica con i suoi operai. Sempre più atleti servono campi e si parla del calcio. Ma non solo, no ai tagli sul nostro ospedale, il titolone di apertura della pagina di Feltre. RSA, dopo anni di bando, le ditte sono interessate, parliamo di Sovramonte in questo caso. Io invisibile, senza lavoro, a 56 anni, la testimonianza di Michela Solagna, che fa bene a parlare, perché queste storie devono saltare fuori, perché quando si parla in generale di numeri, poi bisogna andare nel particolare, i numeri hanno dei volti, hanno delle storie. Pagina 9, mi dispiace il sommario che è sbagliato quando si parla qui della Marmolada. Marmolada, ricorsi respinti, e questo va bene. Il sindaco, un'altra sconfitta, l'ha presa così il sindaco di Roccapietore, e poi però nel sommario si dice il comune non avrà l'uso civico del ghiacciaio totalmente in Trentino. Beh, questo non c'entra nulla. L'uso civico significa in pratica la proprietà materiale, quindi le sentenze confermano che la proprietà amministrativa, la titolarità amministrativa di Canazzei, la proprietà materiale, il possesso della particella che riguarda il ghiacciaio, che è sempre stata dell'uso civico di Rocca, su questo c'è in corso un ulteriore accertamento dei giudici che porterà a un'altra sentenza, ma non c'entra niente con le sentenze di ieri. Questo mi dispiace dirlo, ma è un errore, quindi vi ho consigliato l'articolo in pagine generali del Gazzettino di Belluno. Purtroppo questo dovete leggerlo con molta attenzione, perché ci sono dentro cose che non corrispondono al vero, insomma, quindi mi raccomando. Questo per quanto riguarda il Gazzettino. Facciamo in tempo a dare appena un'occhiata al Corriere delle Alpi, che a pagina 27 racconta bene, se volete vedere sul Corriere delle Alpi potete leggere anche qui. Il TAR boccia l'accordo sui confini del 2002, sarebbe l'accordo dell'AI Galan. Gli impianti al Veneto, il ghiacciaio al Trentino, confermata la vecchia linea tracciata dall'Istituto Geografico Militare, rasente i muri delle stazioni di Punta Rocca e Serauta. E De Bernardin, tradito il sacrificio dei soldati, il sindaco De Bernardin si sfoga. Gli articoli qua sono di Francesco Dalmas, che è andato anche a sentire, ha fatto bene, il sindaco di Canazzei, e vi leggo solo quest'ultimo paragrafo. Dall'altra valle, cioè la valle di Fassa, risponde rassicurante il sindaco Giovanni Bernard: no, nessun nuovo impianto, nessuna funivia, e non solo a seguito della tragedia del 3 luglio scorso con quegli 11 morti, ma anche perché non vogliamo perdere l'UNESCO, dice il sindaco di Canazzei, e la sua montagna. Anzi, aggiunge Bernard, quella sentenza ci solleciti, è un congiuntivo esortativo, a porci intorno ad un tavolo per ricominciare a riflettere tutti insieme su ciò che sarà della nostra bellissima montagna tra 20 anni. Una Marmolada senza ghiacciaio? Ecco ciò di cui occuparci. Questo è importante, senz'altro più dei confini, che sono belle parole, le prendiamo per buone. Questo invito a porsi attorno a un tavolo, quando il tavolo c'è dal 2002, ma è Canazzei ad averlo screditato, ignorato e addirittura così, insomma, impugnato davanti al tribunale. Beh, insomma, parliamone, insomma, ecco. I titoli in prima pagina: minacce legali, il comprensivo 3 a scuola il sabato, la settimana corta scelta dai 2/3 delle famiglie non partirà, la dirigente è amareggiata, per settembre non ci sono più le condizioni. Capite, insomma, il discorso di avere i ragazzi a scuola o a casa il sabato cambia le cose, e adesso però cade questa prospettiva, insomma, della settimana corta, che non partirà. Rifiuti, c'è il rischio gara per Dolomiti Ambiente,
le società non comprano le quote. Marmolada, Stazioni Venete, il ghiacciaio è tutto al Trentino, la foto di Elene Ghezze che si è dimessa dal CDA di Valpe, un operatore per portare i ragazzi autistici in pizzeria, Chuck si gira sul lago di Mosigo, torna in Natale e siamo a San Vito di Cadore, e la foto grande in pagina verticale spostata sulla destra è di un miserrimo lago di centro Cadore quasi vuoto con tutti i fanghi a vista. Ordinanza anti-sprechi d'acqua, l'intervento regionale sollecita comportamenti virtuosi in casa. Con questo mi fermo qui, vi auguro a tutti una buona giornata, vi invito a seguire i programmi della nostra Radio Piave, ma anche tutto ciò che pubblichiamo sul sito www.amicodelpopolo.it. Da oggi a pranzo sapete che chi è abbonato all'Amico può vedere il giornale già in versione digitale senza aspettare che vi arrivi nelle case di carta domani e dopodomani. Lo potete già vedere, è compreso nel prezzo dell'abbonamento. Chiedete a segreteria@amicodelpopolo.it di darvi le password. Con questo, da Luigi Guglielmi, un buon mercoledì 15 marzo. Ciao a tutti.